Sì, grazie, buongiorno a tutti. Siamo giusti con l'orario? Sì, siamo giusti. 26, Buongiorno. no, abbiamo 2 minuti di anticipo. Aspettiamo 2 minuti. Siamo in tanti anche. Non è male, no? Intanto inizio col dirvi, oltre che con i saluti, col dirvi che oggi ci sarà la dottoressa Ghiotto che parlerà delle cure domiciliari e dell'accordo fatto ovviamente con i medici di base per le vaccinazioni. Anzi, delle cure domiciliari abbiamo parlato ieri, quindi vabbè, nello specifico, insomma, se avete altre domande c'è anche la dottoressa Ghiotto che si occupa delle cure primarie, scusate, e quindi parlerà accordo con i medici di base e vaccinazioni. L'assessore Lanzarin che conoscete e il dottor Flor che oggi vi darà un aggiornamento rispetto ad AstraZeneca e la partita delle vaccinazioni, come verrà rimodulata rispetto alla sospensione di AstraZeneca, e dall'altro vi parlerà anche delle mascherine. Sapete che avete posto la questione delle mascherine non medical e tutto quello che c'è. Vi dirà, insomma, ci sono delle risposte anche rispetto a questo. Si è fatta l'indagine con l'azienda Zero. Direi di iniziare perché ci sono tanti interventi e quindi il bollettino quotidiano è questo, no? Sono 4.271.000 tamponi molecolari e 3.553.000 rapidi. In totale sono esattamente 7.825.000 tamponi. 7.825.000 tamponi. I positivi nelle ultime 24 ore sono 1.901. Questi 1.901 positivi si hanno su 52.262 tamponi, che sono i tamponi fatti nelle ultime 24 ore, 52.262, che hanno un'incidenza percentuale del 3,64% sul totale dei tamponi. I positivi dall'inizio della crisi, di questa tragedia, sono 357.056, ovvero sono i positivi che noi abbiamo trovato con le campagne di screening, con il contact tracing e tutto quello che conoscete. Considerate che per avere una dimensione che vi può magari servire anche in futuro se dovete fare dei calcoli, mediamente fatto 100 i positivi, 50 sono asintomatici, cioè il 50% sono asintomatici, l'altro 50% mediamente è sintomatico, dei quali il 10% ha bisogno di cure ospedaliere. Più o meno vediamo che questa è la proiezione. Quindi 100, metà sintomatici, metà asintomatici. Nei sintomatici il 10%, quindi su 100 i sintomatici sono 5, perché è il 10% della metà. Che sono quelli che poi finiscono in ospedale. Positivi di oggi 35.713. Ai più attenti ricordo che noi eravamo arrivati a 28.000. Quindi vuol dire che in questa fase siamo
con più positivizzazioni e meno negativizzazioni. Ricordate che abbiamo avuto per un periodo, siamo partiti da 100.000, eravamo arrivati a 28.000. Adesso si sta risalendo. Le terapie, i ricoveri in generale sono 1745. Ecco qua il dato, più 131 nelle ultime 24 ore. Questo dà una dimensione, vi ricordate che ve l'ho detto le scorse settimane, che tutti i colleghi dicono, beh, c'è un momento di piata e poi stranamente riparte. Sta ripartendo. Piaccia o non piaccia a chi leggerà o ci ascolterà, ma io ho l'obbligo di dirvi come sta andando la storia. E qualcuno dice, ma voi state diffondendo l'ansia. No, non è che stanno diffondendo l'ansia. Se uno non vuole essere ansioso, cioè fa meno di guardare. Però voglio ricordare che questa comunità è sempre stata informata. I ricoverati, eccoli così distribuiti. 203 in terapia intensiva, più 1. 1542 in area non critica, più 130. Questa è una massa di ricoveri, tutta inglese, variante inglese, perché ormai è predominante la variante inglese, di persone che si sono contagiate nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni, nell'ultima settimana. O che magari alcuni erano a casa in cura domiciliare, ma a un certo punto l'ossigeno viene a mancare e quindi le condizioni, diciamo, precipitano e ci si ritrova in questa situazione. Ecco, volevo darvi una dimensione che magari vi faremo anche un totale, così risulta anche più semplice. I ricoverati oggi in terapia intensiva totali, quindi non Covid e Covid, sono 496. Cioè abbiamo 500 persone in terapia intensiva. Ve lo ripeto per l'ennesima volta, se fossimo a febbraio avremmo già raggiunto il default, perché noi non avevamo 500 terapie intensive a febbraio. I morti sono 10.200 più 84. Considerate che c'è un dato qui che non è proprio reale, che sono 34 purtroppo decessi caricati dal Vicentino, se non ricordo male, in ritardo. Quindi il dato pulito probabilmente sarebbe 50, però il dato, diciamo, che poi andrà nella sommatoria finale è questo. I dimessi sono 16.881. Allora, penso che le considerazioni siano poche da fare. Intanto che il dato del trend, diciamo, di ricrescita dei contagi è evidente. Lo si vede sia sull'incidenza quotidiana dei positivi sui totali dei tamponi, lo si apprezza ormai purtroppo quotidianamente anche sui ricoveri. Vi ricordate che all'inizio avevamo più incidenza sui tamponi che presenza di ricoveri nelle ultime 24 ore. Quando si vedono 131 persone ricoverate in 24 ore, insomma, un warning deve comunque esserci. E è una preoccupazione che portiamo avanti, da un lato con l'appello ai cittadini di continuare a mettersi in sicurezza con la mascherina, l'igiene delle mani, evitare assembramenti. E dall'altro, ovviamente, con la necessità di predisporre, poi ne parlerà il dottor Flor, predisporre anche cure ospedaliere e organizzazione ospedaliera atta a rispondere a questa emergenza. Non siamo ancora nella fase di dover porci la questione di ridurre attività programmata ospedaliera. Vi ricordo che la sanità del Veneto è una macchina importante perché ha quasi 60.000 dipendenti, eroga nei 68 ospedali 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno ed è una sanità che ha 2 milioni di accessi al pronto soccorso. Cioè, ridurre attività ospedaliera vuol dire ridurre questi numeri. Vi ricordo solo che a marzo noi siamo passati da 4.200, 4.500 accessi al giorno in PS, in pronto soccorso, ai 1.200-1.300. Cioè si è ridotto veramente al massimo. Non avevamo più aperti i centri trasfusionali, i centri prelievo, scusate. Quindi adesso non siamo ancora in questa condizione, ma sicuramente siamo nella condizione di prendere atto che si riattivano i Covid point, i Covid hospital, no? E
E su questo è fondamentale dirlo, perché significa che sono una decina di ospedali, che sono Vittorio Veneto, Belluno, Villafranca, Dolo, Jesolo, Sant'Orso, Schiavonia, Trecenta, che sono ospedali che sono ancora i nostri ospedali Covid e sono ospedali che avranno comunque compresse le altre attività, pur mantenendo i punti nascita e le altre attività, i servizi per gli oncologici, eccetera. Questo è lo scenario. Le proiezioni sono sicuramente che sono almeno un paio di settimane di tensione, alla luce anche delle restrizioni che abbiamo. E non agevola tutto questo il tema di AstraZeneca, di quello che è accaduto ieri. Noi abbiamo avuto, nel giro di 48 ore, abbiamo avuto docce fredde in continuazione. Si è iniziato la sospensione del primo lotto siciliano, definiamolo così. Poi abbiamo avuto la notizia del Piemonte che aveva sospeso in via prudenziale autonomamente un lotto in Piemonte. Ieri la procura di Biella al mattino inviava presso la regione o meglio, attivava i NAS, i quali appunto hanno dato subito, preso contatti con la regione per diciamo, il sequestro prudenziale anche qui del lotto di un altro lotto, e poi ieri pomeriggio è precipitata la situazione con di fatto la chiusura europea in via precauzionale di tutto quello che è la somministrazione di AstraZeneca. AstraZeneca per noi, poi ve lo dirà il dottor Flor, pesa tanto nella programmazione vaccinale. Diciamo che è il vaccino della vaccinazione di massa, il vaccino, diciamo, che fa la parte del leone. Del resto va anche ricordato che questo è il vaccino che ha permesso agli inglesi, a UK, di vaccinare in maniera importante tutti i loro cittadini. Hanno oltrepassato il 30% della popolazione vaccinata. E AstraZeneca è un vaccino che veniva utilizzato in Italia, lo ricordo, prima con una prima autorizzazione AIFA fino a 55 anni, poi con una seconda autorizzazione AIFA, diciamo temporalmente assunta dopo circa una settimana, 10 giorni, a 65 anni, e poi con la terza autorizzazione AIFA, sempre conseguente dopo pochi giorni, libero nella sua somministrazione per fascia di età, ma vincolato alle comorbidità o particolari condizioni di patologie, e c'è tutta una lista di patologie. Detto questo, adesso noi cerchiamo di capire innanzitutto cosa accadrà. Io penso che sia bene che, se c'è un dubbio, debba essere sospesa una campagna vaccinale con quel prodotto, con quel farmaco, perché il vaccino è un farmaco, vi ricordo. Dall'altro c'è da dire che però i dubbi devono essere fugati con estrema velocità, perché ancora nessuno è riuscito a dimostrare il nesso di causa-effetto tra la vaccinazione e le morti che ci sono state. Possiamo anche dire che a livello internazionale la mole di vaccinazioni fatte con AstraZeneca è una mole importante e predominante, per cui è doveroso che si chiarisca velocemente questa partita. Considerate che noi abbiamo iniziato quando? A febbraio con AstraZeneca? Più o meno i quanti? Il 22 di febbraio. Quindi noi abbiamo oggi un periodo finestra per i richiami di 12 settimane. Ovvio è che il problema si porrà, nel senso che quindi va fatta chiarezza, fermo restando che immagino che poi ci sia anche un atteggiamento di psicosi psicologico che si traduce magari anche in psicosi, anche da parte di chi magari non vuole neanche più vedere scritto. Ma adesso cercheremo di capire la comunità scientifica cosa ci dirà. Non siamo noi degli esperti di vaccino. Come vi ho sempre detto tutti i giorni, il vaccino è volontario, chi vuol farlo lo fa, chi non vuol farlo non lo fa, che poi non ci sono sempre scuse che è colpa del vicino di casa. Detto questo, noi continueremo a vaccinare con Pfizer e Moderna. Johnson & Johnson dovrebbe arrivare a un impegno con il governo italiano per 7.400.000 dosi per il secondo trimestre, e sembra che alla volta del 15 aprile arrivi il primo milione, e poi penso che per aprile si chiuda lì. Quindi inizieremo a avere anche questo vaccino. Dov'è la nostra grossa preoccupazione? Poi ve lo dirà la dottoressa Ghiotto, che l'accordo con i medici di base lo si fa per AstraZeneca. Comunque la piattaforma era l'utilizzo di AstraZeneca, e capite che 3.000 medici di base
se facessero anche 10 vaccini al giorno, sono 30.000 vaccini al giorno. Noi abbiamo oggi una macchina che ha una capacità vaccinale ipotetica, ma non siamo mai riusciti a farla decollare perché un giorno manca il vaccino, un giorno non arriva. Insomma, abbiamo avuto tanti problemi e mediamente facciamo 20.000 vaccini al giorno, ma la macchina si sta organizzando per 50.000. Se ai 50.000 ci aggiungessimo ipoteticamente, virtualmente, i 30.000 dei medici di base, capite che abbiamo una capacità vaccinale assolutamente forte. Questo oggi non siamo in grado di garantirlo perché mancheranno le materie prime, cioè poi ve lo dirà il dottor Flor, Pfizer avrà anche i richiami da fare, non avrà solo le prime vaccinazioni. Moderna, sembrava che fossimo inondati di Moderna è lì, una piccola cenerentola nel contesto, nel mare magnum dei vaccini, quindi anche lì non abbiamo grossi aiuti. Io non aggiungerei altro, se avete domande facciamo un giro veloce, poi vi lascio al dottor Flor e poi al dottore Ghiotto. Tosato, Vanzan, vabbè, faccio io il giro. Cominciamo con Tosato. Tu? Sì, ok, grazie. Ti metto dopo. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Insomma, pare di capire che la campagna vaccinale sia letteralmente in panne, perché prima i ritardi nelle forniture e le riduzioni, adesso addirittura la sospensione sul territorio nazionale di AstraZeneca. La domanda qual è? In queste condizioni, intanto, quante vaccinazioni sono vaccinazioni già calendarizzate e sono a rischio e quante vaccinazioni il Veneto è in grado di fare? Ma guardate, questo ve lo dice il dottor Flor. Noi oggi, per dire, ieri abbiamo fatto 15.000, quasi 16.000 vaccinazioni. Abbiamo avuto punte anche di oltre 20.000 vaccinazioni al giorno. Considerate che la macchina a regime, come l'abbiamo pensata noi con gli ingegneri gestionali, è una macchina da 1.300 persone coinvolte nella campagna vaccinale del Veneto. Ovvio è che adesso, se poi vi darò i dati, abbiamo anche degli arrivi di Pfizer, diciamo, in aggiunta a quelli che speravamo di avere, e dopodiché cercheremo di capire, ma di certo non viaggeremo più a 15.000 vaccini al giorno, questo è poco ma sicuro, perché capite che se l'arrivo è di 50 o 80.000 come accadrà vaccini nella prossima settimana, lo dividete per 7 e capite da soli che non si fa più 15.000 vaccini al giorno. Soprattutto nuove vaccinazioni, perché molti saranno richiami. Questo comporterà una rimodulazione del calendario. Glielo chiedo perché si tratta ovviamente di avvenimenti che prescindono dalla volontà della sanità, della regione, delle persone che sono impegnate, però l'effetto poi concreto, l'effetto oggettivo dell'opinione pubblica... È della speranza, no? Di chi si aspettava il vaccino. Certo. Lo capisco, sicuramente... C'è disorientamento e tantissima gente chiede, ma a me quando arriverà il mio turno? Cosa succederà? Che ritardi ci sarà sicuramente una rimodulazione, perché se il target prima era oltre 20.000, 30.000, oggi sappiamo che il target sarà molto più basso, quindi ci sarà una rimodulazione. Voi sapete che invitiamo con lettera gli over 80 piuttosto che con lo zero code, con la fissazione dell'appuntamento online, o ampliando le telefonate, o ampliando anche le farmacie, se riusciamo a ampliare anche le farmacie con un modello, con una piattaforma digitale che funzioni, che non crei casini, capite che ci sarà comunque una rimodulazione. Dopodiché magari accadrà che AstraZeneca avrà il via libera fra 24-48 ore, non ve lo so dire, ormai non ce l'avrà mai, no? Questo noi non lo sappiamo, non sono attività nostre. Ecco, l'ultima cosa, ma non è proprio un dettaglio, per quanto riguarda il Covid Hospital, la riattivazione è immediata? Ma sì, sono già attivi, nel senso che pensate che alcuni sono già attrezzati già con molti pazienti. Considerate solo una cosa, che noi abbiamo più di 1.700 pazienti oggi in ospedale. Cioè 1.700 pazienti sono, a casa nostra sono 3 grandi ospedali pieni di pazienti Covid, quindi di fatto ci sono e anche di diritto perché scatta in automatico. Grazie. Allora io ho Vanzan, Pettenò, Prigioni, Arianna Giunti e Fois. Buongiorno Presidente, restando sul Covid Hospital, lei ha detto che al momento non sarà riprogrammata
non sarà fermata l'attività programmata, vale anche per i Covid hospital? Cioè gli No. ospedali Covid Gli faranno solo Covid e bloccano il resto dell'attività oppure continuano con l'attività? Sì, buongiorno. Allora, gli ospedali Covid vanno automaticamente in costante e lenta riduzione perché c'è una sorta di cannibalizzazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid che inevitabilmente svuota reparti, svuota e toglie prestazioni. Manteniamo sicuramente i punti nascita, il tema degli oncologici e tutta una serie di attività come abbiamo cercato di fare anche a dicembre, però è inevitabile che l'ospedale Covid sarà un ospedale che sarà depotenziato rispetto alle sue performance che conosciamo in assenza di Covid, e questo sì, ma è naturale. Cioè, penso a San Camillo di Treviso verrà svuotato, 100 posti, quanti sono? 120 posti letto, ne cito uno di piccolo così, è inevitabile che pian piano verrà svuotato e sarà dedicato ai pazienti Covid. Le domande sulla campagna vaccinale, aspettiamo il Dottor Flor, se non vi spiace. Va bene. Allora gliene faccio altre due. Arrivano in redazione parecchie segnalazioni sulle case di riposo. Con l'entrata in vigore della nuova legge, quindi la classificazione in zona rossa, le case di riposo hanno sospeso il cosiddetto tunnel degli abbracci, che era una possibilità per i familiari di andare a trovare i propri cari ricoverati o ospiti lì. La domanda è, ma se sono vaccinati, lei stesso ha detto che nelle case di riposo i casi di positività dopo i vaccini sono precipitati. Sono drasticamente calati. Esatto. Ha senso cioè, fare secondo me no, però è pur vero, me lo ricordava anche il dottor Flore, è il DPCM che lo prevede. Probabilmente il DPCM è stato scritto da un legislatore, da dei tecnici che hanno dimenticato che noi siamo attrezzati con la stanza degli abbracci, quindi dove di fatto il contatto per il contagio non c'è. Immagino che sia quello, perché c'è una struttura che è la stanza degli abbracci, insomma, le avete viste le immagini, cioè dà la garanzia che non avvenga il contagio. Immagino che forse non si sia tenuto presente questo aspetto, in via precauzionale abbiamo scritto così. Certo è che è un guaio non da poco. Mentre invece, domanda che era già stata formulata, ma evidentemente ci sono state delle incomprensioni, i malati oncologici devono essere chiamati per la vaccinazione, lei ci diceva, dal proprio centro dove sono in cura per la malattia. Si verificano però casi di persone che sono in cura in altre regioni e vengono respinte, perché viene loro detto: siete veneti, fatevi vaccinare. Abbiamo nomi, cognomi, casi specifici. Cioè veneti che si fanno curare in altre regioni. Veneti che sono in cura in reparti oncologici del Friuli Venezia Giulia, il Friuli Venezia Giulia dice: vi dovete far vaccinare in Veneto, e in Veneto gli dicono: dovete andare a Udine. No, il Veneto deve riconoscere lo status dell'ammalato e vaccinare il malato oncologico, punto. Cioè dateci qualche nome, così dal caso singolo risolviamo il problema. Vi forniamo tutti i nomi. No, il malato nostro Ma che è nostro che va fuori? Sì. No, È un malato veneto, Perché noi, veronese, che si Presidente, cura a Udine, e a Udine gli hanno detto: non possiamo perché, vaccinare. perché noi non abbiamo un'anagrafe di quelli che vanno Ma via. perché noi oggi curiamo i malati oncologici anche che arrivano, facciamo il vaccino anche a quelli che arrivano da altre regioni. Le altre regioni non stanno adottando questa cosa. Esatto. Eventualmente, siccome domani c'è una commissione salute, lo porremo, Lo metteremo sulla reciprocità. che ci sia anche in altre regioni questa reciprocità. Di certo sono malati oncologici, hanno diritto a un vaccino, appunto. E c'è anche da dire che chi ce li ha di fronte, li sta curando, dovrebbe porsi la questione. Non sto parlando dell'amministrazione, sto parlando del clinico che ce li ha davanti. Cioè, lungi da me da fare attacchi all'amministrazione del Friuli. Fra l'altro, Friuli Venezia Giulia, il presidente lo sento 2 o 3 volte al giorno, però penso che il clinico che è lì, è inutile che il problema arrivi su sto tavolo quando è risolvibile da subito. Altro, Alda? No. Allora, Pete no. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Prego. Scelta politica oltre che tecnica, scusami Curzio, perché quando quei pochi, purtroppo pochi, che si sono vaccinati, non tutti hanno il certificato che gli viene consegnato? Ad alcuni è stato consegnato il pezzo di carta con scritto: lei è stato vaccinato con AstraZeneca, il tot, l'8, eccetera. Altri invece non hanno niente e hanno solo: lei è stato vaccinato e si ripresenti il tal giorno per il richiamo. Perché è un'incuria, un disservizio, perché la disposizione è stata detta di darlo a tutti il certificato.
sicurezza? Perché se succede Mi dice- qualcosa... dillo. C'è una circolare. No, abbiamo mandato, siccome avevamo sentito che c'era questa cosa qui, che alcune USL lo facevano, altre no, abbiamo mandato una circolare a tutte le USL di rilasciare il certificato, quindi a tutti quelli a cui viene somministrato il vaccino. Se ci sono dei riferimenti specifici in alcune USL, se lo sappiamo, verifichiamo anche perché si verifica questo. Pete no, quindi. Le rifaccio la domanda che ovviamente è sulla... il piano vaccinazione dovrà essere rivisto in base e in attesa dell'autorizzazione di cosa dirà l'EMA sull'AstraZeneca. Che preoccupazioni vede in questa situazione e che valutazioni dà su quanto si sta creando, al di là dell'aspetto propriamente scientifico di chi deve dare poi le valutazioni oggettive sulla sicurezza del vaccino? Beh, io penso che la salute venga prima di tutto e quindi la sospensione prudenziale, precauzionale ci sta. Però ci sta anche la velocità di chiarire questo fatto. La ricaduta è una ricaduta che dà un grosso rallentamento alla campagna vaccinale e noi contavamo almeno per giugno di chiudere quegli aventi titolo che sono anche quelle fasce di età che hanno più rischi con il Covid e quindi almeno gli over 70. Questo ci farà slittare a meno che non si recuperi velocemente. I tempi devono essere già rivisti. Lei pensa, se c'è l'ok di poi ad AstraZeneca, che succederà? Cioè, dovrete in ogni caso rivedere la pianificazione in qualche maniera e che valutazioni dà anche dal punto di vista, qualcuno parla anche di geopolitica sui vaccini. Beh, guarda, di geopolitica e di massoneria e di big pharma, di queste robe su tutto, anche sul panino che ti fai col salame, c'è qualcuno che riesce a vederceli. La verità è che bisogna guardare in faccia la realtà. Se torna ad essere autorizzata la somministrazione, l'unico problema che avremo sarà il problema di qualche cittadino che magari non vorrà essere vaccinato per un aspetto psicologico, perché gli restano dei dubbi. Però noi andremo avanti con le vaccinazioni, se saranno autorizzate. Zona rossa presente e però intanto c'è la preoccupazione per come stanno crescendo certi contagi, la pressione degli ospedali. Ecco, l'avvio di Covid Hospital, cosa intende, cosa vuol dire per una realtà regionale come il Veneto? Intende tornare nell'incubo che abbiamo già vissuto almeno 2 volte in maniera importante, a marzo dell'anno scorso e in autunno, e affrontare una terza ondata che da noi inizia, diciamo, tardivamente rispetto alle altre regioni, probabilmente perché abbiamo fatto questa scelta di chiudere le scuole superiori, probabilmente, sottolineo, per un mese, e quindi abbiamo aperto con un mese di ritardo. Adesso staremo a vedere l'evoluzione, speriamo di avere, se fosse questo il motivo, abbiamo di fatto recuperato un mese che con la bella stagione magari ci permette di tentare, di sperare di uscirne più velocemente. Sull'aspetto vaccini, secondo lei c'è stato c'è un po' di cortocircuito comunicativo sul fatto che prima veniva detto AstraZeneca sì, ci sono questi casi, ma sono 0,00 e poi adesso invece si crea sto stop. Non c'è un cortocircuito anche comunicativo su questo, che la gente, per quanto riguarda chi è preoccupato, crea ulteriori e maggiori preoccupazioni tra chi ovviamente non ha i dati scientifici per capire il tutto? Ma guarda, questa partita è in mano alle autorità, in mano alle procure, che immagino abbiano predisposto autopsie, verifiche importanti per capire se c'è un nesso tra le morti e il tema della somministrazione del vaccino. E dopodiché noi possiamo dire in Veneto fino ad ora non abbiamo avuto evidenze di problematiche importanti. Abbiamo il problema del dolore nel punto di iniezione, abbiamo avuto febbriciole che sono durate, diciamo, si sono come spente nell'arco di 24 ore, spossatezza, debolezza, ma tutto nell'arco di una giornata. Perché non ci sono stati mai segnalazioni tali No, che... alle nostre segnalazioni no, di morti o di fatti gravi tipo trombosi o robe del genere, embolie polmonari o altre cose del genere, no. Ad oggi no. Grazie Presidente. Prego. Prigioni e poi Arianna Giunti, poi Foi.
Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Buongiorno. Non temete che magari qualcuno non vorrà più AstraZeneca anche qualora fosse validata la sua non pericolosità e a quel punto magari uno non vuole vaccinarsi ma non con AstraZeneca e vorrebbe aspettare Johnson & Johnson. Può scegliere oppure che cosa succede? Questo è un rischio che sicuramente la comunità, non solo veneta, ma nazionale e internazionale correrà, perché comunque la comunicazione che poi verrà esaltata dai social in maniera opportuna dai premi Nobel della chimica, della farmacologia, di tutte queste categorie, farà sì che ci sarà un bel tam tam attorno. Io penso che sia stato corretto sospendere questo vaccino. Dopodiché da qui a dire che bisogna diventare Novax è un'altra roba. Però ripeto, in un paese libero e civile, ognuno decide se vaccinarsi oppure no. Ma potrà scegliere secondo lei il vaccino? Secondo voi si stabilirà una modalità e dopodiché se l'AstraZeneca è autorizzato e ce l'abbiamo, bisognerà somministrare anche AstraZeneca. Poi non so se è una domanda più per lei o per il dottor Flora, quanti vaccini Pfizer e Moderna ci sono in questo momento? Dopo il dottor Flora vi dice, okay. ha proprio la contabilità. Perfetto, grazie. E a questo punto Arianna Giunti. Buongiorno Buongiorno. Presidente. La Regione Lombardia alcuni giorni fa ha siglato un protocollo d'intesa fra le associazioni di categoria e le aziende per iniziare le vaccinazioni in azienda in modo che l'industria possa ripartire in sicurezza. Il Veneto come si sta muovendo in questo senso? Noi siamo operativi, l'abbiamo fatto anche noi. C'è da dire che la base di partenza è AstraZeneca e quindi torniamo sempre come gioco dell'oca alla casella iniziale. E noi siamo pronti, tanto è vero che anche ieri abbiamo fatto una riunione con tutte le associazioni di categoria, comprese le parti sociali. I nostri imprenditori si sono messi a disposizione da subito, direi già da dicembre, con le prime notizie, quindi per noi una campagna vaccinale nelle imprese è realtà, è importante avere il vaccino. Quante aziende si sono mosse per Qui iniziare? sono tutti a disposizione, ma delle aziende del settore terziario, il settore primario, Coldiretti, le altre associazioni di categoria, Confindustria, Confcommercio, Federalberghi. Noi siamo la prima regione turistica d'Italia, 70 milioni di presenze, 18 miliardi di fatturato e quindi si figuri, noi vorremmo parlare di turismo Covid-free in Veneto. Però appunto avrebbero dovuto essere vaccinati con AstraZeneca, quindi si bloccherà. Siamo fermi perché AstraZeneca ad oggi è l'unico vaccino, in attesa di Johnson & Johnson, che permette una certa facilità di gestione. La catena del freddo di Pfizer, che parte da meno 80, meno 70 gradi, per portarlo alla temperatura di inoculazione, è impossibile da gestire a livello di aziende o di altri contesti. Sì. Fois. Per le mascherine poi il dottor Flor. Sì, grazie. Presidente, io volevo chiederle se alla luce di quello che sta accadendo in questi giorni non sia il caso di questa questione non rimetta sul tavolo un argomento che il Veneto aveva già posto sottolineandolo particolarmente, vale a dire il fatto che noi ci troviamo in una nazione che è tra le prime in Europa come manifattura farmaceutica e anche il Veneto abbia diverse aziende che sono anche specializzate nella produzione di farmaci per conto terzi. Lei stesso aveva detto di aver raccolto la disponibilità da parte di alcune di queste aziende di produrre Pfizer o Moderna. Sarebbe il caso quindi di rimettere sul tavolo questa questione, proprio vista la mancanza di vaccini, con una macchina invece che dal punto di vista logistico è già pronta. Ma guardate che il ministro Giorgetti si è occupato in tempi non sospetti, già penso ai primi giorni di questa partita, incontrando appunto i rappresentanti delle industrie farmaceutiche. Dopodiché questi sono accordi ovviamente tra privati, la multinazionale che trova una business unit in loco da noi, no? Quindi un subcontractor che viene qui quindi che produrrà qui nei nostri territori, però questi sono accordi tra privati. Di mezzo ci vuole un catalizzatore che è la realtà governativa o la realtà regionale, però non siamo ancora arrivati a questi aspetti. Considerate che io ho avuto modo di parlarne anche con una di queste multinazionali proprio all'inizio, e allora dicevano che non erano interessati a attivare delle business unit nei nostri territori. Dall'altro dico, ieri quando ho letto la notizia di AstraZeneca mi è venuto in mente che il dottor Flora aveva in mano dei contratti per offerte di vaccini
e mi sarebbe piaciuto capire se erano buone o no quelle offerte, no? Visto e considerato che c'è qualcuno che sta indagando, perché se risultasse che erano delle offerte di vaccini buoni, allora potremmo aver avuto anche, come si può dire, avevamo una possibilità, non l'abbiamo sfruttata fino in fondo questa possibilità, però vabbè, ormai quello è acqua passata sotto il ponte e non macina più. Grazie. Prego. E con questo il Presidente, mi pare, il giro è concluso. Lascio la parola al dottor Flor e poi al dottore Saghiotto. Dottor Flor, vi dà uno spaccato, diciamo direttamente dall'alto della sua direzione, della situazione sanitaria e poi dei vaccini e quindi campagna vaccinale. Grazie, buongiorno. Prego, dottor Flor. La primissima cosa che vorrei fare è darvi le notizie sulle mascherine, le mitiche mascherine. Io pensavo fossero solo un problema in primavera, invece lo sono anche nella primavera successiva. L'anno scorso non ce le avevamo e quindi le mascherine, pur di averle, era tutto buono. Voi sapete che ci sono state anche numerose indagini sulle mascherine perché l'alternativa era il nulla, ricordo. L'anno scorso, primavera, l'alternativa alle mascherine che ci forniva il commissario Arcuri era il nulla perché non ce n'era. Noi abbiamo sviluppato via via sempre più